Raffaele Padrone, segretario generale dell'UGL Sicurezza in Friuli Venezia Giulia. 78% veramente è stato un exploit a livello nazionale, poi siamo finiti sul sito della polizia e qui c'è stato proprio un corri-corri dei poliziotti che chiedono di poter scioperare come qualsiasi lavoratore o lavoratrice. E lei ha lanciato questa mina, eh? Sì, ho lanciato questa provocazione e devo ringraziare sicuramente Telepordenone, che è seguitissima anche al Dipartimento, ho visto in questi ultimi giorni, e devo ringraziare il Dipartimento della Polizia di Stato, ma poi devo ringraziare e stringere la mano a chi ha detto sì, che non sono solo poliziotti, perché significa che i poliziotti sono stanchi, direttore, telespettatori, i poliziotti e gli uomini delle forze dell'ordine sono stanchi. Devo ringraziare anche chi ha detto no, ma forse chi ha detto no, direttore, pensava che lo sciopero fosse uno sciopero chiuse le questure, chiuse questo. No, noi parliamo di sciopero garantendo comunque, come fanno i pompieri, i vigili del fuoco, che comunque fanno parte del Ministero dell'Interno, le emergenze. Ecco, questo era chiaro. Poi c'è chi ha detto no per il gusto di no, perché magari la faccia di Padrone non è simpatica a qualcuno, però non ha importanza. Ecco, quello che adesso io lancio invece è una provocazione e auspico che qualche politico, anche locale, si faccia capo, si faccia veramente padrone di questa situazione, di questa mia richiesta e porti avanti questo diritto costituzionale che è quello dei lavoratori, visto che, come lei ha ricordato durante quelle sere dove c'era la domanda, i carabinieri purtroppo sono esclusi da questa situazione perché sono militari, la quarta forza militarizzata, e quindi non potrebbero partecipare. Un'altra sicuramente domanda che io lancerò, direttore, poi lei faccia come vuole, è la richiesta del TFR. Noi non possiamo chiedere il TFR come tutti i lavoratori e questa sarà la mia prossima richiesta, perché non è giusto. Di fine rapporto. Grazie ovviamente a Raffaele Padrone, segretario generale dell'UGL Sicurezza in Friuli Venezia Giulia.